Giornale radio del Lazio. Da lunedì il Lazio passa dal giallo direttamente in rosso, nuove restrizioni dettate da troppi contagi causati dalle varianti. Il Presidente della Repubblica minacciato di morte, la Procura di Roma indaga per offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato, ieri perquisizioni in tutta Italia. Roma-Shakhtar 3-0 per i giallorossi, la Roma in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Lorenzo Pellegrini, nella ripresa il raddoppio firmato da El Shaarawy, poi il tris realizzato ancora con un colpo di testa da Gianluca Mancini, il ritorno fra 7 giorni a Kiev. Buongiorno da Maria Teresa Rodando in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. Contagi aumentati, complici le varianti particolarmente diffuse, una curva in salita che obbliga restrizioni. Da lunedì il Lazio potrebbe svegliarsi in zona rossa, oggi l'incontro al Consiglio dei Ministri per la decisione. Con un valore RT balzato a 1,3, il Lazio dal giallo va direttamente in zona rossa da lunedì. Su 39.000 tamponi 1.800 sono risultati positivi, solo a Roma si sono avuti 800 casi, mentre il rapporto tra tamponi e positivi è fisso al 10%. Sul fronte vaccini il Lazio ha raggiunto le 625.000 somministrazioni, si apre ai 74-75 anni la possibilità di prenotarsi attraverso il sito della regione e sono in corso anche le verifiche per appurare se siano arrivate nel Lazio dosi dell'otto AstraZeneca, bloccato dall'Agenzia Italiana del Farmaco dopo i 3 casi di trombosi registrati in Sicilia. L'azienda ha fatto sapere con una nota che non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età e sesso. Nelle stesse ore poi arriva il via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco al Johnson & Johnson per un nuovo vaccino. Antonio Scoppettuolo, TGR Lazio. Con i contagi sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali di Roma e del Lazio, sotto stress le terapie. Tutto bene? Come ti senti? Stiamo migliorando comunque, Il rumore dei monitor che registrano i parametri vitali del paziente, gli allarmi dei respiratori, sono i suoni della malattia del Covid-19 nei reparti di terapia intensiva. Questa è la testimonianza di un'operatrice sanitaria. Arrivano continuamente pazienti, tutti molto gravi. Siamo tutti molto stanchi, preoccupati perché vediamo che la situazione l'afflusso dei pazienti non diminuisce. Qui siamo al campus biomedico di Roma, 13 posti letto più un box isolamento, tutti occupati. Professor Felice Eugenio Agro, direttore dell'area intensiva Covid Center del campus biomedico di Roma. In quest'ultima settimana c'è stata un'ulteriore richiesta di posti letto che non siamo riusciti a soddisfare perché avevamo già il pieno. Però ho detto alla centrale 118 che potevamo scambiare dei pazienti che si erano stabilizzati con altri magari più gravi che necessitavano di una circolazione extracorporea. Le terapie intensive, il termometro della pandemia, occupate nella nostra regione oltre la soglia massima, con il virus che prosegue la sua corsa. Professor Felice Eugenio Agro, direttore dell'area intensiva Covid Center del campus biomedico di Roma. Quello che ci preoccupa è l'arrivo di pazienti molto più giovani e più gravi rispetto a quelli precedenti. La terza ondata preoccupa per le varianti dei ceppi più aggressivi e per l'età dei pazienti che si sta abbassando. Dai, stiamo andando meglio, coraggio. Gemma Giovannelli, TGR Lazio. Insulti social al presidente Mattarella, la Procura di Roma ipotizza il reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato, ieri perquisizioni in tutta Italia. Sono una decina gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma su una serie di messaggi denigratori e insulti indirizzati via social al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella primavera scorsa nel corso della prima ondata dell'emergenza Covid. Perquisizioni in varie regioni, tra cui anche il Lazio, sotto la lente dei magistrati, frasi esplicite ed offensive, in alcuni casi vere e proprie minacce di morte. Nel procedimento avviato a Piazzale Clodio si ipotizza il reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Molti gli attestati di solidarietà nei confronti del Presidente Mattarella. La sindaca di Roma Virginia Raggi sui social ha ribadito che non deve esserci spazio per chi semina l'odio. Gli inquirenti hanno proceduto ad acquisire i cellulari e i personal computer dei presunti autori dei post di minacce che hanno riguardato anche altre figure istituzionali e politiche, come l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero. Francesco Rositano, TGR Lazio.
Un inseguimento di 70 km da Viterbo fino al raccordo anulare di Roma. Si tratta di una 38enne originaria di Vetralla con precedenti per droga. È stata arrestata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Al volante dell'auto di un amico ha sfondato 2 posti di blocco, il primo a Sutri, il secondo sulla Cassia. Il suo nome è legato a un fatto tragico avvenuto nel 2008 a Sutri, quando il figlioletto di appena 14 mesi morì dopo aver ingerito metadone lasciato incustodito nell'appartamento della donna e del marito. Nel 2013 2 sono stati condannati a 2 anni ciascuno per omicidio colposo. Come in un film poliziesco, la fuggitiva ha seminato gli inseguitori ma è stata intercettata. Per ben 2 volte ha rischiato di travolgere i militari che l'hanno fermata. In un caso ha investito un carabiniere ferendolo ad una gamba. La folle corsa è finita sul raccordo con l'intervento di varie pattuglie. Il mondo del lavoro in forte disagio a causa del Covid. A Roma c'è anche chi non vuole comunicare alle ASL la positività dei dipendenti e per questo un aiuto cuoco è stato licenziato. Un giovane di 30 anni, aiuto cuoco in un ristorante pizzeria a Roma, sta vivendo una situazione abbastanza inedita. Nella cucina è stato a contatto con un collega risultato positivo al Covid e si è autoisolato. Ecco la sua storia che per ora racconta a viso coperto. Appena saputo del caso, proprio di mia intenzione, senso civico, ho deciso di andare in autocarantena, ho segnalato all'ASL e l'ASL mi ha dato i giorni in cui devo stare a casa. L'ambiente di lavoro dove sono venuto a contatto era chiuso ed era veramente a meno di 1 metro, stavamo a distanza, veramente, in una cucina. Dopo un po' ho ricevuto questa lettera dove praticamente mi si diceva che dovevo giustificarmi entro 5 giorni sul motivo del perché io ero stato a casa, perché avevo creato un danno all'azienda. E lei poi cosa ha risposto? Dove sono scioccato, anche perché mi sembra assurdo che... Cioè, io penso aver seguito la legge. Stiamo pensando di fare un ricorso, io non ci sto a essere trattato così. Io sono un lavoratore che a testa bassa fa qualsiasi cosa mi venga richiesto. Nella lettera ricevuta qualche giorno fa gli viene contestato dal suo datore di lavoro un comportamento gravemente negligente, risultando assente dal posto di lavoro per 9 giorni, senza mai fornire valida giustificazione. L'associazione Giustitalia si è schierata al fianco del giovane aiuto cuoco. Sentiamo Chiara Missori, legale dell'associazione Giustitalia. Noi abbiamo deciso di presentare un ricorso alle autorità competenti per chiedere il reintegro del lavoratore e il risarcimento del danno. Stiamo pensando anche di preparare un esposto contro il datore di lavoro perché non ha rispettato le normative anti-Covid. Rossella Santilli, TGR Lazio. 2 giovani laziali premiati dal presidente Mattarella con gli attestati d'onore di Alfiere della Repubblica. Nel 2015 sono stato operato per un tumore al cervello al Bambino Gesù e come conseguenza sono rimasto ipovedente. In questi anni, grazie all'amore dei miei genitori, sto imparando ad essere autonomo al 100%. Simone Moi, 12 anni, di Tarquinia, è uno dei 28 ragazzi appena nominati dal presidente Sergio Mattarella Alfiere della Repubblica. Con lui è stato insignito dello stesso attestato un altro giovane del Lazio, Francesco Maura, 18enne di Frosinone, per le sue spiccate qualità digitali. Simone ha ottenuto il titolo per l'impegno nell'inclusione sociale e, attraverso la pratica sportiva, nella sensibilizzazione dei suoi coetanei che incontra nelle scuole verso i temi della disabilità. Tutto è possibile, non bisogna mai fermarsi davanti a ostacoli che pensiamo di non poter superare. Come cambia adesso la tua vita da Alfiere della Repubblica? Una grande responsabilità. Il cavallo, la sua grande passione. Un giorno mio padre mi ha fatto: vuoi provare equitazione? Io ho provato e me ne sono innamorato subito. Non penso ai miei problemi quando monto, mi sento più libero, sono felice. Dopo la notizia della nomina, un grande desiderio. Spero di incontrare il prima possibile Presidente della Repubblica e raccontargli la mia storia. Nazario Basili, TGR Lazio. Giornata favorevole per il calcio, la Roma vince per 3-0 nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. La Roma segna 3 gol in casa allo Shakhtar e mette un'ipoteca sui quarti di Europa League. Subito un'occasione fortunosa per i giallorossi con Villar, Trubin, decisivo. Nulla può però più tardi sull'azione veloce avviata da una rimessa di Spinazzola e proseguita da un assist delizioso di Pedro per Pellegrini che di esterno destro supera il portiere ucraino. Occasione per il pari poco dopo sui piedi di Junior Moraes servito da Dodò, ma Pau Lopez è prodigioso. Ci prova anche Mkhitaryan con un pallonetto impreciso in occasione del quale l'ex arancionero si infortuna al polmone.
colpaccio, al suo posto Majoral. A inizio ripresa Shakhtar, pericoloso con Tete, ma Lopez è in serata. 2 occasioni sprecate da El Shaarawy appena entrato e Majoral che sbaglia il controllo da buona posizione, mentre Lopez è ancora reattivo su Junior Moraes. Il faraone si riscatta trovando il raddoppio in slalom in mezzo a 2 avversari e beffando in uscita Trubin. Passano 4 minuti e c'è anche il 3-0 di Mancini, ancora di testa come col Genoa per un risultato rotondo che apre un varco enorme verso la qualificazione ai quarti. Cleto Mantini, TGR Lazio. La seconda giornata si chiude ancora con un nulla di fatto, Luna Rossa a Team New Zealand 2-2, vedremo quale delle 2 compagini riuscirà per prima a piazzare un allungo nella serie. Domani si dovrebbe regatare nuovamente con condizioni di vento leggero. Per gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Stefania Ferretti. Traffico in aumento in direzione della capitale su strade e autostrade, prudenza sulla via Aurelia, i lavori tra Monachina Casallombroso e il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino proseguono i lavori di messa in sicurezza del ponte della Magliana, rimane chiuso tra lo svincolo di Parco dei Medici e via Isacco Newton, questo sino alle ore 22 del prossimo 2 di aprile. Prima di chiudere un'anticipazione per domani tra le 12 e le 14, tratto chiuso sulla statale via Salaria per una gara ciclistica, la Tirreno-Adriatica tra Santa Rufina e Antrodoco. Sul Lazio maltempo, cielo nuvoloso con possibili associati rovesci, le temperature risulteranno senza variazione nei valori massimi, mentre le minime faranno registrare un aumento, venti moderati e mare mosso. Ed è tutto per questa prima edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Mariella Anziano, responsabile di redazione Roberta Serdoz e regia Alessandro Rosi. Da Maria Teresa Laudando, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.